Da un lato è bene chiarire, come ormai è stato anche conclamato dalle relazioni anche della stessa Regione e da chi presiede oggi il Parco Colli, che il problematica dei cinghiali si può contenere in maniera sopportabile dal territorio, con la strumentazione legislativa attuale, basta avere le risorse a disposizione, come abbiamo iniziato a fare con questa sessione di bilancio e che sono state messe a disposizione. Purtroppo il problema si era aggravato negli anni perché negli anni scorsi non c'è stato un impegno adeguato da parte della Regione in questa direzione. Questo è il punto. Chiarito questo, la problematica dei cinghiali non c'entrando con il parco, allora ci chiediamo come mai si vuole scardinare in sostanza il sistema parchi partendo da presupposti che non hanno nulla di scientifico e di appropriato e che riguarda l'economia del Parco Colli, perché primo vi è una mancanza di titolo giuridico su chi devono essere gli interlocutori che con la regione arrivano a modificare il parco, perché vorrei ricordare che il Parco Colli è commissariato da un anno, ma non solo il Parco Colli, anche il Parco del Delta del Po, anche il Parco della Lessinia, quindi non sono abilitati a concordare nessuna modifica del perimetro del parco i commissari, proprio per questo sta scritto nella delibera di nomina, loro devono solo attenersi all'ordinaria amministrazione. In secondo luogo manca la partecipazione delle comunità locali, che è il presupposto fondamentale, costituzionalmente ribadito e riconosciuto, e quindi se non c'è questa, e non può avvenire certamente a sanatoria come sta avvenendo ora con delle riunioni vorrei dire che non hanno senso, illegittime, insomma è una procedura che non ha assolutamente senso e che quindi occorre abbandonare. È bene ripartire dalla riforma della legge quadro che è in commissione. Noi ci impegneremo ad accelerarne l'iter per arrivare quanto prima in aula, per poi dopo arrivare ad affrontare i problemi veri di ogni singolo parco, che sono quelli di un loro snellimento burocratico, di una loro efficienza, di mettere a valore quello che di valore debbono avere per il territorio. Non devono essere vissuti come un vincolo, ma come una potenzialità e una prospettiva per chi vi abita e non solo.